Il Veneto produttivo si riprende un primato. Con l'Emilia-Romagna è sul tetto per export fra le regioni italiane e non è per numero di aziende. Oggi sono 30.000, lontane ancora dai 37.000 dei tempi in cui la lira ci avvantaggiava in questo senso. Aumenta il fatturato. Si fa concorrenza a realtà ora al top come l'Ant tedesco del Baden-Württemberg, il cui export incide per il 45% sul PIL, ma qui si guarda con grande fiducia al nostro attuale 34%. Sono dati del rapporto annuale Veneto Internazionale di Unioncamere. Il 2012, pur non essendo stato un anno brillante per le esportazioni, è stato un anno nel quale il Veneto ha recuperato, almeno in termini nominali, i valori che aveva raggiunto in termini di export pre-crisi. Sta di fatto che c'è ancora molta strada da fare perché le esportazioni rappresentano l'unico traino per l'economia regionale e anche il 2013 non si è rivelato un anno particolarmente vivace, anche se ci sono buone prospettive per il 2014. Piccole e medie tornano ad esportare e questo è un dato positivo. Il dato è positivo, sì, perché vediamo che all'interno della platea degli esportatori le piccole imprese si fanno largo e questo è un elemento importante, interessante da monitorare perché grazie all'aumento di questa platea di soggetti noi possiamo sperare di aumentare in maniera consistente le quote export sui mercati mondiali. Unioncamere regionale pronta al cambio di vertice, scade il mandato biennale del veronese Alessandro Bianchi che passa al testimone al padovano Fernando Zilio. Una scelta precisa, i 2 anni, tempi relativamente brevi per spingere gli eletti ad un rinnovamento continuo e ad una motivazione particolare nelle iniziative e nei rapporti con l'esterno, in primis con le banche. Noi come sistema camerale attraverso i contributi che diamo con i confidi e diamo mi pare 12 o 13 milioni all'anno come sistema delle Camere di Commercio del Veneto, evidentemente abbiamo una credibilità importante e le banche ci ascoltano e grazie ai nostri interventi poi ci sono delle ricadute sul sistema delle imprese veramente eccezionali. Stimiamo che i nostri 12-13 milioni generano 60-70 milioni di crediti da parte delle imprese.